Sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295 costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 all'I Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235 trevahome.it. Sul campo di Gorgonzola il Lecco torna a distanza di una settimana dopo il match pareggiato contro l'Albino Leffe. Avversario di giornata però è la Gian Erminio, insolita e inedita maglia e tenuta verde per la Calciolecco, è la quarta divisa nel corso di questa stagione. Lecco che cerca la vittoria dopo 3 gare senza i 3 punti e ci prova su un campo pesante ma meno rispetto a 7 giorni prima nel pareggio con l'Albino Leffe. In campo le 3 punte, l'esordio dal primo minuto di Emmausso, Gian Erminio in avanti con Perico sulla destra, prova ad affrontarlo Nannini, Perico va sul fondo, mette dentro il cross sul secondo palo, l'uscita di Pissardo senza alcun tipo di problemi. Siamo al 16esimo, accade poco in un inizio di partita a ritmi molto lenti, pochi gli spazi, poche anche le conclusioni in porta. Lecco in avanti, ci prova qui Marotta dentro il filtrante che però non raggiunge alcun compagno. Tra le braccia di Acerbis il pallone. Minuto 23, il calcio di punizione di Emmausso, troppo morbido però senza alcun problema e nessuna difficoltà per Acerbis. Dall'altra parte, fronte destro con il cross, il colpo di testa, ci ha provato Bonalumi. Sul cross di Pinto, niente da fare però, troppo morbido l'appoggio. Stessa situazione alla 32esimo, Pinto va dentro con la punizione, un primo tocco, poi Ferrario l'arpiona, la mette giù, il rimpallo che favorisce con un secondo tocco Marchetti che anticipa anche Bonalumi e fa l'1-0 per la Gian Erminio. Al 32esimo, beffato un incolpevole Pissardo, ma troppa libertà nel cuore dell'area del Lecco. Rivediamo Ferrario, la mette giù, bene, grande lavoro in mezzo alle maglie verdi del Lecco, poi Bonalumi, sembra calciare lui ma da terra e Marchetti ad anticiparlo come si può vincere dal replay. Gian Erminio in vantaggio, era successo poco nella prima mezz'ora, un episodio da calcio piazzato e poi mischione furibondo in area, ma troppa libertà concessa a 3 giocatori dalla Gian Erminio che la prendono sempre loro. Ancora la Giana, poi qui reclama un rigore la squadra di casa per il fallo di Seliak. Lo rivediamo su Perna, è in ritardo, sembra colpire lo scarpino ma siamo al limite dell'area. Ancora la Giana, il cross dentro di Palazzolo che diventa veramente pericoloso, quasi sfiora la traversa di Pissardo. Nella ripresa ci prova Emmausso, mette dentro il pallone, colpo di testa di Malgrati diretto sotto l'incrocio. Il bel intervento di Acerbis, praticamente l'unico in questi primi 50 minuti di partita. Minuto 55, mette mano ai cambi d'Agostino, dentro Magni e fuori Emmausso. Sarà un cambio decisivo nell'economia del match. Ecco il lancio per Magni di Iocolano. Magni se la porta sul mancino e realizza un gol bellissimo che vale il pareggio alla 68esimo. Magia di Iocolano, un lancio millimetrico da 40 metri sulla corsa del neoentrato Dudu Magni, che fa poi una giocata eccezionale, l'ingresso in area, il dribbling portandosi la palla sul mancino, poi sul palo corto a beffare Acerbis. Rivediamo ancora la grande giocata di Magni che da settimane non faceva vedere i numeri di cui è capace. Il Lecco trova il gol del pareggio, poi ci prova ancora, la palla dentro per Iocolano, Iocolano, il rimpallo sulla conclusione di Iocolano, reclama il rigore il Lecco. Rivediamo la palla che sbatte sul braccio di Palazzolo, sembra attaccato ma non troppo al braccio, l'arbitro però anche in questo caso non concede rigore. Finisce 1-1, la vittoria continua a mancare ormai da 4 partite in casa Lecco.